Mercoledì 18 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Bene, cominciamo come sempre la nostra giornata con le notizie, con la cronaca. E intanto un fatto della notte, delle prime ore della giornata. C'è stata un'operazione dei carabinieri nel quartiere Picanello a Catania, droga e estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno, una raffica di arresti e perquisizioni proprio nel quartiere. Oltre 100 i carabinieri impegnati nell'operazione denominata Villa Glory. 6 in carcere, 6 con obbligo di dimora, altri 8 indagati, stato di libertà ed una raffica di perquisizioni domiciliari. È il bilancio ancora non definitivo dell'operazione Villa Glory che sta impegnando oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania. Secondo l'accusa, gli indagati sono ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo di estorsione, furto aggravato, ricettazione, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi. Il blitz ha permesso di smantellare un gruppo criminale con base operativa in una stalla nel quartiere di Picanello. Il gruppo, utilizzando strumenti altamente tecnologici, avrebbe effettuato decine di furti di veicoli in tutta la provincia etnea. Gli indagati avrebbero estorto somme di denaro che superavano anche le migliaia di euro, a volte praticando il consolidato metodo del cavallo di ritorno, ovvero la richiesta di denaro per riavere il mezzo rubato. In alternativa, i veicoli venivano venduti e smantellati per rivendere i pezzi al mercato nero. Dalle indagini è emerso che 12 indagati sarebbero stati coinvolti in attività di traffico di sostanze stupefacenti, principalmente marijuana, hashish e droghe sintetiche. E adesso invece il blitz ieri ad Agrigento, nell'Agrigentino, dove è stata scongiurata una nuova guerra di mafia. 29 le persone fermate, dalla DDA sequestrato un ingente quantitativo di droga. Avrebbero imposto l'assunzione di familiari o comunque di lavoratori di loro fiducia alle ditte di raccolta e trasporto dei rifiuti, di carburanti ed edili, ma non sarebbero mancati neppure i danneggiamenti contro mezzi, 2 autocarri incendiati intestati a una ditta di costruzioni e un furgone di una rivendita di bevande di Porto Empedocle. In altra circostanza avrebbero esposto colpi d'arma da fuoco contro la saracinesca della stessa rivendita e altri in direzione della porta d'ingresso dell'abitazione di un uomo di Agrigento, colpevole di aver avuto un litigio con il figlio di uno dei presunti sodali. I carabinieri del reparto operativo di Agrigento hanno eseguito 29 dei 30 fermi disposti dalla DDA di Palermo a carico di agrigentini e nisseni, indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di droga, detenzione ai fini di spaccio e associazione mafiosa. Secondo gli investigatori probabilmente si è verificato un tentativo di imposizione del rispetto della competenza territoriale, oltre che ipotetici tentativi di osteggiare l'egemonia del gruppo mafioso al momento al vertice. Il timore era quello di un crescendo di azioni intimidatorie che avrebbero potuto portare a una vera e propria guerra di mafia. Nella lista dei fermati, oltre al 45enne Fabrizio Messina, fratello del boss Gerlandino, c'è anche Pietro Capraro, già coinvolto in inchieste antimafia, e altre vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. I gruppi criminali avrebbero avuto in mano anche il monopolio del traffico di stupefacenti, sequestrati oltre 100 kg di hashish, oltre 6 di cocaina e 120.000 euro occultati all'interno di un'autovettura. Adesso andiamo da Lorena perché questa operazione di ieri dei carabinieri nell'Agrigentino stamattina si ritrova su tutti i quotidiani. Sì, esattamente, Angelo, si ritrova un po' su tutti i giornali, ma in particolare sulla Gazzetta del Sud troviamo alcuni dettagli di queste pressioni che venivano esercitate. Lo troviamo all'interno: colpo alla mafia agrigentina, 23 fermi, sventata una guerra tra clan e rivali. Vediamo dunque numerosi reati commessi, segno dell'intenzione di continuare a controllare il territorio, estorsioni, detenzione di armi, incendi e danneggiamenti. Tra i fatti ricostruiti, e vediamo appunto nel dettaglio, le pressioni sull'amministratore di una società aggiudicataria dei lavori di raccolta e di trasporto dei rifiuti nel comune di Agrigento ad assumere quali operai almeno 5 persone a loro legate per vincoli familiari o di fiducia. Inoltre è stato costretto il legale rappresentante di una società di carburanti a interrompere il rapporto lavorativo con un dipendente per sostituirlo con un'altra persona a loro gradita, incendiati 2 autocarri intestati ad una ditta di costruzioni, un amministratore della società aggiudicataria dei lavori di riqualificazione della piazza della Concordia è stato costretto ad assumere quale operaio una persona gradita ai clan e una ditta aggiudicataria in subappalto ad assumere determinati operai. Quindi questo era il modus operandi. Ma vediamo invece su Repubblica Palermo lo scenario. Svelata
faida mafiosa ad Agrigento e Guerra, si ammazzano fra loro. Machila diceva questa frase: fra Agrigento e Porto Empedocle sparano spesso la notte, leggiamo nel pezzo, contro porte di casa ed auto, anche 10-20 colpi. Da settimane i carabinieri del comando provinciale e la procura tengono sotto controllo questa situazione di grande fibrillazione. Le intercettazioni hanno anche svelato le preoccupazioni di alcuni boss e qualcuno diceva: è guerra, si ammazzano fra di loro, ma non sono ancora chiari i contorni di questa faida e proprio per fermare qualcosa sul nascere prima che si evolvesse in episodi davvero gravi, il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ha disposto questo blitz che abbiamo visto ha portato al fermo di 23 persone. Adesso andiamo a Caltanissetta, scoperta una casa di riposo lager, gli anziani venivano picchiati, derisi ed a volte legati e anche lasciati nudi sui letti. 9 le persone arrestate. Sono 9 gli arrestati della casa di riposo Santa Chiara di Caltanissetta con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona, con l'aggravante di aver agito per futili motivi e nei confronti di persone anziane, spesso malate, che non potevano difendersi. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, le 2 titolari della società che gestivano la casa di riposo sarebbero state consapevoli dello stato di abbandono in cui versavano gli ospiti della struttura e della carente gestione dei servizi, ma non avrebbero adottato alcun provvedimento. Gli altri, tutti operatori sociosanitari, sono accusati invece di aver maltrattato gli anziani utilizzando nei loro confronti un linguaggio offensivo, minaccioso, volgare, schernendoli per la loro incontinenza. Secondo quanto documentato dalle immagini dei carabinieri, spesso i malati venivano lasciati nudi tra feci e urine e offesi perché non riuscivano a controllarsi. Alcuni operatori avrebbero anche tenuto bloccati gli anziani sui letti per diverse ore con dei mezzi di contenimento, tra i quali delle tute che rendevano impossibile ogni movimento, con l'aggravante, secondo quanto si legge nell'ordinanza, di aver agito per motivi abietti e futili, consistiti nel fastidio di dover continuamente monitorare i bisogni fisici e le esigenze degli anziani ospiti e quindi nella impossibilità di poter riposare in orario notturno senza essere disturbati. Inoltre si trattava di anziani spesso non autosufficienti. I fatti sarebbero venuti soprattutto in orario notturno, quando per i familiari sarebbe stato impossibile accorgersi di quanto accadeva. In un'occasione, secondo quanto documentato dai carabinieri, sarebbe stato praticato anche un clistera ad un anziano, cui furono provocate acute sofferenze e fuoriuscita di sangue, dopodiché sarebbe rimasto bloccato a letto per ore con gli operatori incuranti delle urla di dolore. È una storia che si ripete purtroppo, questa delle case di cura lager. Sì, purtroppo ad aggravare questa galleria degli orrori c'è che questi operatori si ritenevano loro le vittime di questa situazione, perché evidentemente era un lavoro che non gli piaceva. Ma vediamo nel dettaglio. Intanto è interessante leggere sulla Gazzetta del Sud, che dedica appunto un articolo, che l'indagine è iniziata dalla denuncia della cuoca di questa struttura, che ha notato che al padre, che era ospite, venivano somministrati farmaci in modo anomalo. Da qui la decisione di portarlo via da quella casa di riposo e trasferirlo altrove. Ma la donna, nel presentare querela, ha raccontato anche che i dipendenti della struttura erano soliti immortalare gli anziani anche denudati e che le fotografie venivano condivise nel gruppo di lavoro su WhatsApp. Dopo l'esposto, il primo sopralluogo dei carabinieri ha accertato una scarsa presenza di personale durante il turno di notte, che come abbiamo detto nel nostro servizio c'era una sola persona. Dopo i dipendenti si erano accorti addirittura della presenza di telecamere, si sentivano quasi all'interno di un grande fratello, appunto avevano notato le microcamere piazzate e parlavano in balcone per discutere della vicenda. Da quel momento hanno cercato di rigare dritto, ma gran parte delle videoriprese avevano già immortalato la situazione e gli investigatori ormai sapevano che dalle 23 circa fino alle 4 del mattino nessuno faceva il giro degli anziani. In un'occasione poi un pensionato, e questo si aggiunge alla nostra galleria degli orrori che vi abbiamo raccontato, è stato legato ad una sedia a rotelle e portato in giro per la casa come se fosse stato un animale domestico, e poi altri ospiti sarebbero stati immobilizzati a letto. I lavoratori, parlando tra di loro, dicevano di sentirsi quasi di lavorare presso una struttura che ospitava persone con problemi psichiatrici, e secondo gli stessi operatori, quello che ti dicevo all'inizio, sì, le vittime dei maltrattamenti erano loro che lavoravano lì e non gli anziani ospiti.
E poi la notizia la troviamo anche sul giornale La Repubblica, nella chat uno degli arrestati si vantava di aver tenuto seduto su una sedia a rotelle un ospite colpito da demenza per più di 24 ore consecutive. Le indagini continuano, nell'ordinanza i carabinieri stanno approfondendo per capire cosa succedeva nei mesi in cui questi operatori non sapevano di essere indagati. Adesso andiamo a Palermo per parlare ancora una volta della situazione alla Vucciria, risse, violenza, alcol e anche dei ferimenti. La Vucciria è teatro di un vero e proprio caos, i residenti sono ormai esasperati, dicono cerchiamo aiuto, qui è un inferno. La Vucciria, teatro di caos, l'accoltellamento del 29enne bengalese da parte del turista americano in carcere con l'accusa di tentato omicidio riaccende i riflettori sulla sicurezza in centro storico. I residenti sono esasperati e chiedono una soluzione definitiva, una riqualificazione della zona. La Vucciria ormai è diventato un teatro di guerra, un teatro di stupefacenti, alcol, liti, discoteche a cielo aperto, discariche a cielo aperto. Ormai la Vucciria sta diventando invivibile. Le iniziative prese dal governo comunale e locale che non sta avendo alcun effetto. Risse, violenza, alcol venduto a basso prezzo. Chiediamo più presenza dello Stato, più presenza del governo locale, più presenza delle forze di polizia che a chiamata neanche intervengono. Oggi la convalida del fermo per il turista americano, ancora mistero sul movente, perché il 23enne ha accoltellato il ragazzo bengalese. La causa si debba ricercare su quello che è il teatro notturno della Vucciria, ad iniziare dal commercio di stupefacenti. Bisogna cercare la motivazione di questo accoltellamento, perché un turista americano che viene in vacanza in Sicilia e si va a divertire durante la notte alla Vucciria non penso che voglia accoltellare un bengalese. E qui infatti non è il palermitano solamente che spaccia, qua lo spaccio viene affidato anche alla gente straniera. Torniamo ai quotidiani, Lorena, e ci occupiamo proprio di quanto accade alla Vucciria. Eh sì, perché avete sentito questa testimonianza, ma c'è una esasperazione generalizzata, come ci riferisce Repubblica Palermo e si evince bene dal titolo. Dateci l'esercito, questa è la richiesta dei residenti, ma il comune pensa alla riqualificazione. Dopo l'accoltellamento in via Argenteria i residenti chiedono le maniere forti. L'assessore Carta propone invece un'isola pedonale con arredi e cultura. Ma appunto, come abbiamo visto, l'ennesimo episodio di violenza dell'antico mercato con l'accoltellamento di un giovane ha fatto insorgere i residenti, prima con una lettera aperta di alcuni dei 200 firmatari dell'esposto in procura già depositato a ottobre, che però finora non ha avuto uno sbocco giudiziario, poi con un'altra lettera inviata ieri dal comitato Corazzolo al prefetto, in cui si legge: abbiamo assistito all'ennesimo atto di violenza con l'accoltellamento di un uomo che ora versa in gravi condizioni. Proprio il sabato sera la zona è oggetto di un presidio delle forze dell'ordine. Dalla coincidenza di questi due eventi concomitanti, controlli da una parte e degrado, abusi e violenza dall'altra, Sua Eccellenza non credo possa far altro che constatare l'inadeguatezza degli interventi finora messi in atto e alla richiesta di repressione di una piazza che nella notte è fuori controllo. Il Comune risponde con un progetto di vivibilità e rinascita del quartiere a partire da un primo impegno per il decoro e per un'isola pedonale nei primi mesi dell'anno prossimo. La prima mossa a breve termine infatti sarà la creazione di un'isola comunale permanente e l'arrivo di arredi. L'area è una ZTL, dice l'assessore Carta, e riteniamo che debba diventare una zona per i pedoni in cui potremmo intervenire con elementi urbanistici e di decoro, e vedremo se sarà sufficiente a restituire a questo quartiere, a questa area di Palermo, la sua vecchia faccia, come era immortalata nel famoso Tela di Guttuso, che proprio quest'anno compie 150 anni e viene celebrata con varie iniziative. Tragica Vucciria, l'altra faccia del dipinto che riflette il quartiere.
un dipinto ormai diventato icona della città per i visitatori che, seguendo la suggestione, però non trovano più da anni, nel luogo dove c'era il mercato, quel trionfo di carni, pesci, ortaggi e frutti che la tela promette. Un'icona, i palermitani stessi, che quando la tela fu presentata nel 74 l'accolsero certo con interesse, ma senza quel clamore che oggi retrospettivamente ci saremmo aspettati. Insomma, un mercato che non esiste più. E adesso a Catania voltiamo però pagina. Il Capodanno sarà in diretta televisiva nazionale, un evento di promozione turistica che è stato voluto dalla regione siciliana sul cast Bocche Cucite. Il Capodanno di Catania sarà trasmesso in diretta su Mediaset. La notizia era nell'aria da settimane, ma adesso è arrivata l'ufficialità. Conclusa la manifestazione di interesse, la Regione ha comunicato di aver affidato a Mediaset il servizio per la realizzazione e messa in onda in diretta televisiva su Canale 5 del format Capodanno 2025, essendo stato l'unico operatore che aveva risposto all'avviso pubblicato dal Dipartimento regionale del turismo lo scorso 26 novembre. Il costo dell'operazione chiavi in mano è di 1,5 milioni di euro esclusa IVA, rimodulato rispetto alla proposta iniziale da parte di Mediaset che aveva chiesto 2.450.000 euro. Oltre alla diretta televisiva, il format sarà trasmesso anche su Radio 105 e sarà pubblicizzato con la trasmissione di 88 spot autopromozionali. Nella manifestazione di interesse, la Regione chiedeva espressamente che fosse individuata come sede dell'evento una piazza di una delle 3 città metropolitane dell'isola e che la proposta prevedesse ampia ed espressa comunicazione pubblicitaria del brand Sicilia in tutta Italia. Bocche Cucite sul cast artistico, che sarà reso noto dall'amministrazione comunale nei prossimi giorni. La Regione ha chiesto di rimodulare gli ospiti della trasmissione che sembra conterrà la partecipazione di numerosi artisti provenienti dai talent Mediaset e di alcuni personaggi mainstream più noti al grande pubblico. Il progetto, spiegano dalla Regione siciliana, rientra nell'ambito delle iniziative del programma triennale di sviluppo turistico regionale per potenziare l'offerta turistico-culturale del capoluogo etneo con un potenziale pubblico di milioni di telespettatori. Allora, certamente sarà un Capodanno diverso quello di Catania in piazza. Sì, e come dicevi tu, ci sono ancora Bocche Cucite, c'è grande riservo, forse oggi si sapranno i primi nomi. Lo vediamo anche sul quotidiano La Sicilia, il quotidiano di Catania, il Capodanno di Catania su Canale 5. Ma sui nomi dei big vige il più stretto riservo che forse inizierà a sciogliersi oggi. Una cosa sembra essere sicura, ci saranno gli amici dello spettacolo che stavolta saranno quelli di Maria De Filippi. Si vocifera, ecco le prime indiscrezioni di Umberto Tozzi e di Gigi D'Alessio, e con la stessa forza però arrivano anche le voci delle smentite, ma soprattutto di una pletora di giovanissimi, insomma una truppa nutritissima proveniente dalla scuderia di amici di Maria De Filippi per garantire alla piazza catanese un pubblico anche di adolescenti. Il disegno insomma dovrebbe essere quello solito del Capodanno Mediaset in piazza, soltanto spostato da Genova a Catania. Dunque, sempre Federica Panicucci alla conduzione, sempre un mix di vecchie glorie e nuovi talenti, questa volta però con il barocco di Piazza Duomo a fare da quinta naturale sullo spettacolo. I nomi, dicevamo, dovrebbero cominciare a trapelare tra oggi e domani in attesa di una conferenza stampa o a Catania o una presentazione ufficiale di Mediaset a Milano. Intanto le cifre. Dal bilancio della regione siciliana sono stati stanziati 1.830.000 euro compresi di IVA. Alla società milanese Radio Mediaset SPA andranno 1,5 milioni per la fornitura chiavi in mano del format televisivo Capodanno 2025, che andrà in onda in diretta su Canale 5 la sera del 31 dicembre fino alla notte del 1 gennaio 2025. I soldi sono stati trovati nella manovra finanziaria approvata dall'Ars. Il 21 dello stesso mese l'assessore al turismo Elvira Amata aveva portato in giunta regionale una proposta per l'uso delle risorse di uno specifico articolo per la realizzazione di un evento di ampio respiro, non si diceva di più, infatti fino all'ultimo c'era un po' di suspense. Inutile dire che adesso si scopre che quei soldi servivano per il Capodanno catanese in diretta su Canale 5. La voce si era già sparsa, peraltro di queste somme il comune di Catania non sapeva niente.
niente. Vero è che a Cavaldanato non si guarda in bocca, ma è altrettanto vero che Palazzo degli Elefanti aveva già avviato le manovre per portare in TV la piazza. Il dialogo però riguardava un palco secondario, cioè un collegamento a distanza da farsi con molti meno soldi, insomma neanche paragonabile in termini di visibilità a una diretta tutta dedicata alla città dell'Iotro. Andiamo a vedere invece come ne parla Repubblica Palermo, che dopo un preambolo dedicato ai rapporti tra gli alleanzi dice la risposta dell'intesa ritrovata arriva con l'annuncio del Capodanno che si terrà, come da previsioni della vigilia, nel capoluogo guidato dal meloniano Enrico Trantino. Schifani porta a casa un doppio risultato di due grandi eventi che vedono la Sicilia protagonista, cioè non dimentichiamo il concerto di Natale del Volo registrato lo scorso agosto alla Valle dei Templi, ricordiamo con corollario di risate perché la gente si doveva presentare vestita invernale in pieno agosto, che punta a fare da volano per il 2025 quando Agrigento sarà capitale della cultura, e il Capodanno Mediaset di Catania, in risposta anche alla diretta Rai che per il secondo anno consecutivo sarà trasmessa dalla Calabria per un contratto biennale. Insomma, una sberla a Palermo dove le bocche restano cucite e anzi si punta a minimizzare la portata del segnale arrivata forte e chiara. Insomma, sicuramente la Sicilia grande protagonista di queste feste sugli eventi che andranno in diretta. E adesso ci sono le altre pagine dei quotidiani nazionali, le prime, regionali. Chiedo scusa, Lorena. Sì, allora andiamo a rivedere le prime pagine dei giornali. Partiamo dal giornale di Sicilia, che apre titolo di apertura con il blitz di Agrigento di cui abbiamo parlato. Colpo alla mafia dei nuovi capi, la retata di Agrigento segue di 24 ore quella nel Trapanese e conferma il tentativo delle famiglie di riorganizzare i propri vertici. Nelle maglie degli inquirenti altri 23 nomi, sullo sfondo il rischio di una guerra fra clan che appunto questo blitz ha cercato di interrompere. E poi cade l'accusa di concorso esterno alla cosiddetta vivandiera di Messina Denaro, Lorena Lancieri. In primo grado era stata condannata a 13 anni, arriva lo sconto in appello per favoreggiamento, una condanna ridotta abbastanza a 5 anni e 8 mesi. Ritroviamo anche poi la casa di riposo degli orrori, anziani legati al letto o sulla sedia a rotelle, scattano 9 arresti. Andiamo adesso a vedere la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Caltanissetta, ancora la RSA era un lager, anziani legati alla sedia a rotelle, poi la fotonotizia legata appunto all'evento di Capodanno che sarà trasmesso in diretta su Mediafest, e quindi è qui la festa, la citazione, droga, racket e rapine, il blitz di Agrigento, Cosca assopiglia tutto, sventata guerra di mafia. E poi troviamo anche il compleanno di Papa Francesco che ha compiuto 88 anni, tra ricordi di infanzia e gli auguri da parte di tutto il mondo, e la manovra che prevede più flessibilità per la pensione. Ma andiamo all'interno, qua siamo nel tomo di Catania del quotidiano appunto La Sicilia, in cui si parla del bilancio consolidato che non è stato votato perché in Consiglio è mancata la maggioranza. Il numero legale ha fatto saltare sia in prima e seconda convocazione, ci si riprova oggi. Ma invece la fotonotizia parla del nuovo parcheggio di Piazzale Raffaele Sanzio che prevede più posti per tutti verso Natale. Intanto l'amministrazione rivaluta le proprie strategie sui parcheggi multipiano. E c'è una notizia invece che riguarda la tragedia che avvenne al Santo Bambino, un parto cesareo in ritardo con un bimbo nato con disturbi neurologici. Arrivano 3 condanne, un fatto che avvenne quasi 10 anni fa, dal giorno della nascita del loro figlio con gravissimi disturbi neurologici.
I genitori però sono stati subito convinti che quel giorno, il 2 luglio del 2015, qualcosa fosse successo in ospedale nelle fasi del parto. Infatti hanno presentato un esposto da cui è nata prima un'indagine e poi un processo, un dibattimento lungo, considerando che la richiesta di rinvio a giudizio il Tribunale ha condannato a 6 anni ciascuno 2 dottoresse dell'ex ospedale Santo Bambino, Gina Currao e Amalia Daniela Palano, ritenute colpevoli di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo l'accusa, le 2 imputate a fine turno avrebbero tardato a intervenire con un parto cesareo per non restare ancora al lavoro. Il collegio sul capo di imputazione di lesioni gravissime colpose non si è espresso e ha trasmesso gli atti per valutare il profilo del dolo eventuale. E poi vediamo invece, sappiamo che è entrato in vigore il nuovo codice della strada, ci sono state un po' multe in tutta Italia, invece in controtendenza vediamo cosa succede a Catania. Monopattini e cellulari, i catanesi sono informati, l'assessore Porto dice difficile crederci, ma il numero dei verbali è stato pari a 0. Insomma, vale il famoso detto, prevenire è meglio che curare, e così avranno pensato questo gli automobilisti catanesi. Il tempo forse per un'ultima notizia. Sì, allora leggiamo ancora una notizia di giudiziaria. L'ex dirigente dell'urbanistica ha detto la sua verità in aula. L'architetto parla del pressing che avrebbe subito dopo alcune scelte e il processo sui falsi in bilancio. L'architetto è Gabriella Sardella, che ha ricevuto la registrazione dell'udienza in cui è stato sentito e che appunto dice sono state riferite cifre inesatte. A te Angelo. Grazie a Lorena Dolci, con te ci ritroviamo fra pochissimo per la rassegna stampa con i quotidiani nazionali, notizie dall'Italia e dall'estero. Intanto però attiviamo il nostro collegamento con la polizia stradale. Buongiorno, andiamo a Ragusa, compartimento della Sicilia orientale, con noi c'è l'assistente capo Luigi Campochiaro. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli amici telespettatori di Antenna Sicilia, un buongiorno dal compartimento polizia stradale della Sicilia orientale. Vediamo subito qual è la situazione sulla nostra rete viaria. Diciamo subito che non ci sono particolari criticità in questa mattinata, ma rimangono i soliti consigli per quanto riguarda la A20 Messina-Palermo, che dalle ore 22 alle ore 6 del mattino per chi proviene da Palermo in direzione Messina, l'uscita obbligatoria è quella allo svincolo di Brolo con rientro allo svincolo di Pacchi. Mentre fino al 21 di dicembre del 2024, sempre nella fascia oraria tra le 22 e le ore 6, rimane chiuso al traffico veicolare lo svincolo sempre tra Brolo e Rocca di Capri Leone per coloro che vengono da Messina direzione Palermo, ed è istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Brolo con rientro allo svincolo di Rocca di Capri Leone. Per quanto riguarda la A18 Messina-Catania, ci sono code e traffico intenso nei pressi dello svincolo di Acireale in direzione di Catania a causa di alcuni cantieri. Mentre per quanto riguarda purtroppo l'area tangenziale di Catania registriamo i soliti rallentamenti con traffico intenso dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud, quindi in direzione Siracusa, quindi per Catania Centro. E per quanto riguarda la A19 Catania-Palermo permane purtroppo ancora la chiusura dello svincolo di Enna sia in entrata ed in uscita in direzione di Palermo. Prima abbiamo appunto sentito che ci sono delle novità, come avete anche voi detto, per il codice della strada e questa mattina vogliamo informare tutti gli utenti della strada che la legge 177 del 2024, entrata in vigore appunto il 14 di questo mese, il 14 dicembre, ha modificato parzialmente anche l'articolo 175 del codice della strada, ovvero dà la possibilità
ai possessori di motoveicoli con cilindrata superiore ai 120 cm3 di poter usufruire delle autostrade, ma con delle limitazioni, ovvero bisogna essere maggiorenni oppure bisogna avere la patente A1 o A2 da almeno 2 anni. Quindi facciamo attenzione, perché sì, le norme sono state modificate, sono state alcune norme del codice della strada sono state inasprite, ma tutto ciò è sempre per salvaguardare la sicurezza di noi utenti della strada. Come diciamo sempre, chi rispetta il codice della strada rispetta la vita. Con questo vi auguriamo una buona giornata e una buona strada a tutti. Grazie all'assistente capo, il dottore Luigi Campochiaro. Buongiorno, buon lavoro a voi. Adesso diamo uno sguardo alla viabilità sulla città di Catania. Partendo, vediamo subito la circonvallazione. Siamo all'altezza del Tondo Gioieni, traffico piuttosto sostenuto con dei rallentamenti, ma comunque direi piuttosto ordinario. Non ci sono dei blocchi particolari, si cammina piano ma si va avanti. Siamo in via Vi Giuffrida, qui in entrata e in uscita dalla città. Anche qui diciamo che c'è molto traffico, però sembra che sia scorrevole. I rallentamenti sono naturali a quest'ora, considerato gli spostamenti del mattino. Ci dobbiamo fermare adesso, facciamo una breve sosta, poi torniamo di nuovo insieme per la rassegna stampa nazionale con Lorena Dolce. A fra pochissimo. Adesso è il momento dei quotidiani nazionali, Lorena. Sì, quotidiani nazionali che dedicano l'apertura delle prime pagine in parte al futuro dell'auto con il patto Stellantis e i grossi investimenti in Italia, ma poi anche all'attentato avvenuto a Mosca. E allora cominciamo con il Corriere della Sera. Vedete il taglio centrale: Kiev uccide il generale di Putin. Kirillov è morto in un attentato a Mosca, il Cremlino annuncia vendetta imminente. La bomba in un monopattino, con un filmato che è diventato virale, era l'uomo della propaganda e delle armi chimiche. Gli USA si dicono all'oscuro. Intanto in Siria, e questo è dedicato appunto alla fotonotizia centrale, è stata scoperta una nuova fossa dell'orrore con più di 100.000 corpi. Le stime, peraltro molto più prudenti, dicono che lì siano sepolte almeno 100.000 persone, ed è solo l'ultima delle 12 fosse comuni già individuate in Siria, e purtroppo ci sono anche donne e bambini. Andiamo adesso a vedere la prima pagina di Repubblica, dedica appunto al patto sul futuro dell'auto, incontro tra governo e Stellantis. L'azienda annuncia 2 miliardi di investimenti per le fabbriche italiane. Imparato dice nuovi modelli da Mirafiori a Pomigliano. Il ministro Urso annuncia stop alle multe dell'Unione Europea sulle emissioni, e poi naturalmente si parla della manovra con questa ricaduta che riguarda tantissimi lavoratori, perché cambia la flessibilità in uscita, si potrà andare in pensione a 64 anni ma con una serie di requisiti. E qui vediamo questa terribile fotonotizia che riguarda appunto l'attentato al generale ucciso con un monopattino imbottito di esplosivo, e questa è una foto che non lascia nulla all'immaginazione. Lorena, proprio su questo dalle agenzie c'è una novità, perché 2 persone sospettate dell'omicidio sono state arrestate. Questo lo riporta il quotidiano Commerçant sul canale Telegram, citando una fonte anonima. Ci sono sviluppi, magari nella giornata ci saranno altre novità. Certamente. Andiamo a vedere chi era questo generale. Era l'ufficiale che inventò addirittura le zanzare killer, che sembra una cosa di fantascienza. Era esperto di Novichok, che è un veleno micidiale, e termobariche, ed era noto anche per le sue sparate utili alla disinformazione, ma in Italia era conosciuto perché coordinò la missione Covid in Italia. Dunque la disinformazione era una parte, le cosiddette fake news, ma l'altra parte è che il generale era strettamente connesso, in quanto capo delle forze chimiche e biologiche, all'angosciante programma di armi chimiche della Russia di Putin, compresso appunto il Novichok e la sua distribuzione,
Che cos'è il Novichok? È il veleno con cui la Russia ha avvelenato Navalny in Siberia e vari altri considerati avversari. Il Foreign Office britannico scrisse che Kirillov aveva dato il là all'uso di armi chimiche anche nella guerra in Ucraina e che gli agenti dello Stato mafioso di Putin sono stati anche responsabili dell'impiego del mortale agente nervino, appunto il Novichok. E questo, come continua a scrivere, è sicuramente uno schiaffo allo zar, cioè che un personaggio di tale rango venga fatto saltare in aria sotto casa, è un colpo pesante alle immagini di Putin, ma è anche un avvertimento ai membri della nomenclatura. Andiamo poi al quotidiano di ispirazione cattolica L'Avvenire. Patto di frontiera, migranti, asse tra Meloni e von der Leyen, sì ai centri di rimpatrio fuori Europa e accelerata sulla revisione delle norme. Insorgono le opposizioni, l'Albania è vuota, è solo propaganda. E poi la fotonotizia che ci porta in Siria, dove il nuovo comandante dice: in Siria non taglieremo le mani, per dire siamo nell'epoca moderna. Sul resto del Carlino, vittime delle stragi, premi ai familiari, il centrodestra deserta. Parliamo della strage di Bologna. E poi ancora troviamo la svolta Stellantis con i 2 miliardi per l'Italia e l'attentato al generale delle armi chimiche. Ma mi interessa mettere a confronto queste due testate, perché sul Sole 24 Ore, che è il giornale di economia per eccellenza, in taglio centrale dice: stop ai revisori MEF, più fondi al ponte, in pensione a 64 anni con l'integrativa. Perché mi interessa fare questo confronto? Perché il Sole 24 Ore dice più fondi al ponte, mentre poi sul Quotidiano del Sud troviamo manovra, dimezzati i fondi per il ponte sullo Stretto. C'è da mettersi d'accordo. Vedremo poi chi ha ragione nel riportare queste notizie. E poi l'Osservatore Romano, bilanci di lacrime e sangue. Ecco, noi parliamo sempre, diciamo, giorno dopo giorno, ma c'è un bilancio di fine anno che parla di oltre 200.000 morti in conflitti armati e in disastri naturali. Tra le vittime ci sono anche di centinaia di operatori umanitari. Andiamo a vedere il Secolo XIX, edizione di Genova, Toti, il giorno del giudizio. Naturalmente riguarda Genova ma anche tutta l'Italia. L'ex governatore punta ai lavori socialmente utili, futuro politico a rischio con la legge Severino. Un ultimo quotidiano. Ok, un ultimo quotidiano. Non c'è più l'ultimo quotidiano, l'abbiamo perso, va bene, fra poco ci torniamo. Adesso però ci dobbiamo fermare perché fra poco sarà in studio il primo ospite della nostra mattinata, quindi vi aspetto fra poco, restate insieme a noi. Adesso le previsioni meteo. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Mercoledì si indebolisce il campo di alta pressione e si avvicina una perturbazione che porterà a un aumento delle nubi al nord sul versante tirrenico, con i primi fenomeni in Liguria. In Sicilia invece la giornata sarà ancora decisamente soleggiata, asciutta ovunque, con al più qualche nuvola sparsa sul versante tirrenico, ventilazione ancora in prevalenza debole e mari generalmente poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, rimangono stazionarie su valori non particolarmente freddi, anzi durante il giorno potremo anche avvicinarci ai 20 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, ancora tempo buono su gran parte dell'isola, in attesa però di una perturbazione che porterà a un peggioramento del tempo nel corso della giornata di venerdì. Le temperature giovedì rimangono stazionarie con valori diurni sempre intorno ai 15-18 gradi su gran parte delle località. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Buongiorno alla dottoressa Grazia Pennisi. Buongiorno. Buongiorno. Vicequestore aggiunto della Questura di Catania. Sì. Stamattina parliamo dell'educazione alla cultura della legalità. C'è un vostro progetto
che ormai è ben avviato. Sì, esattamente. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che sono molteplici le iniziative della Questura all'interno delle scuole. Già in questi primi mesi dell'anno scolastico in corso abbiamo organizzato ma anche programmato numerosi incontri in istituti scolastici di ogni ordine e grado, e ovviamente tarando la tipologia di incontro diciamo, su quelle che sono le esigenze poi concrete, anche sull'età degli studenti che andiamo ad incontrare. Quindi partiamo dai bambini delle scuole elementari per arrivare poi ai ragazzi più grandi dei licei, e quindi parliamo di argomenti differenti. 4 le scuole della città di Catania che vengono coinvolte almeno in questa fase nel progetto vostro di educazione alla legalità. Lei faceva riferimento prima alle fasce, diciamo, degli studenti. Sì. Ad esempio alla Pestalozzi, siamo al Librino, si è parlato di 2 temi piuttosto importanti. Uno di questi è certamente quello relativo alla violenza di genere, ma non è soltanto questo quello che avete affrontato con i ragazzi, diciamo, della Pestalozzi. Sì, è un progetto specifico che ha coinvolto 4 istituti scolastici catanesi, la Pestalozzi, l'Istituto Musco, il Gemellaro e il Majorana di San Giovanni La Punta, ed è un progetto nell'ambito del quale, in collaborazione con i dirigenti scolastici, con Confindustria Catania e anche col dottore Cucuzza, diciamo, si parla del tema del fenomeno mafioso, che viene quindi affrontato con i ragazzi più grandi degli ultimi anni dei licei sotto vari profili. Quindi, diciamo, si parla dell'evoluzione, della nascita dell'evoluzione di questo fenomeno, con specifico riferimento poi alla realtà siciliana di Cosa Nostra, ma si parla anche di quello che è il punto di vista degli organi di stampa e anche il punto di vista degli imprenditori. Da Librino a Librino c'è stato un focus particolare, perché sono 2 le scuole coinvolte, non solo la Pestalozzi ma anche la Musco, sempre a Librino. E sulla Musco invece c'è stata un'attenzione particolare in qualche modo anche alla città, a quello che sono proprio la cultura, che non è soltanto fare attenzione a quelli che sono le insidie, quelli che possono essere i pericoli, i rischi, però ammirare anche e saper apprezzare quello che la città di Catania offre. Sono tante bellezze architettoniche e non solo. Assolutamente. L'idea, diciamo, di questi incontri è quella di instaurare un dialogo con i ragazzi per farli riflettere su queste tematiche. Si parte dal prendere in considerazione le tante bellezze della nostra città, artistiche, naturalistiche, dal patrimonio veramente che abbiamo noi a Catania, per poi metterlo a confronto purtroppo con delle situazioni anche di degrado, di abbandono che ritroviamo purtroppo ancora oggi in centro, nelle periferie, proprio per evidenziare come in questi contesti più facilmente, in questi contesti dove si registra un'assenza di regole, anche per esempio le regole che riguardano il rispetto dell'ambiente, più facilmente la mafia possa diciamo, infiltrarsi e rafforzarsi. Dottoressa, siamo vicini alle feste di fine anno. Purtroppo in questo periodo c'è questo fenomeno di far, diciamo, esplodere bombette più o meno rischiose e pericolose. Uno di questi incontri, tra i vostri temi, c'è quello proprio della prevenzione, il rischio degli artifici esplosivi che possono causare poi dei danni permanenti a chi magari non è avvezzo, non conosce questo tipo di diciamo, sostanze esplosive. Sì, è una nuova progettualità che abbiamo avviato quest'anno, già dal mese di novembre, organizzando una serie di incontri nelle scuole catanesi, soprattutto nei quartieri di San Giorgio, di Librino, di San Cristoforo, e in questo caso sono proprio gli artificieri a salire in cattedra, diciamo, a diventare professori per un giorno. Sono gli specialisti
specialisti del settore e quindi possono veramente fornire ai ragazzi consigli utili sul corretto maneggio di artifizi di libera vendita e ovviamente metterli in guardia da quelli che sono i pericoli rispetto alla detenzione e al maneggio invece di artifizi illegali. Quindi già abbiamo effettuato oltre 10 incontri e ci avviamo verso la conclusione proprio prima delle festività natalizie, che è un periodo particolarmente delicato sotto questo profilo. E rispetto a questi temi, il feedback che si ha con i ragazzi, solitamente i ragazzi sono molto attenti a quello che succede sui social. Vedere qualcosa dal vivo, in presenza, attira la loro attenzione? Assolutamente sì, hanno mostrato veramente un grande interesse in tutti gli incontri che abbiamo organizzato in questi mesi, non solo quelli in cui diciamo, si è parlato di artifici pirotecnici, e abbiamo notato come i ragazzi abbiano proprio voglia di conoscere, siano curiosi, quindi durante tutti gli incontri ci hanno veramente posto tante domande e noi siamo contenti di poter instaurare con loro un dialogo. Il vostro è un progetto che, come stava prima anticipando, almeno in questa fase si concluderà prima delle vacanze, diciamo, per la sosta, per le feste, e voi come Polizia di Stato siete impegnati quotidianamente, ogni giorno, nella prevenzione e anche nella repressione. Quindi immagino ci saranno altri momenti da dedicare agli studenti. Sicuramente sì, già sono in programma a partire dal rientro dalle festività natalizie. Tratteremo vari temi, quindi si parlerà con i ragazzi più piccoli ad esempio di bullismo, di educazione alla legalità in senso ampio, rispetto delle regole, rispetto del codice della strada, ma anche di temi più complessi con magari ragazzi un po' più grandi, ad esempio l'uso degli stupefacenti. In tal senso abbiamo organizzato anche un gruppo di incontro con i ragazzi di cui fa parte anche un medico della Polizia di Stato per gli aspetti sanitari e un tecnico della Polizia Scientifica per ciò che concerne proprio gli accertamenti tecnici. E poi vorrei ricordare sempre gli incontri di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere che proseguono nell'ambito della campagna permanente Questo non è amore. E la vostra campagna Questo non è amore è una sorta di martello che arriva puntuale sempre con una certa cadenza. Perché? Perché è la cultura dei giovani che va diciamo modificata. Su questa bisogna agire. Assolutamente sì, i giovani, gli studenti rappresentano non soltanto il nostro presente ma anche il nostro futuro. Sono coloro che poi determineranno le sorti della società e quindi è importante indurre in loro una riflessione e ovviamente sensibilizzarli sull'importanza del rispetto delle regole. Ciascuno di noi con il proprio comportamento quotidiano può fare qualcosa per migliorare la società. Bene, allora grazie alla dottoressa Grazia Pennisi, vicequestore aggiunto della Questura di Catania. Parleremo ancora, affronteremo ancora in altri momenti la vostra attività, l'approfondiremo e cercheremo di seguire cosa fate, soprattutto per le giovani generazioni, perché sono poi la futura, diciamo, classe dirigente, sono il futuro non solo della nostra città, della società in cui andranno anche loro a vivere. Grazie e buon lavoro alla dottoressa Pennisi e noi ci dobbiamo fermare. Fra poco parleremo e ci collegheremo con la Croce Rossa, parleremo ancora chiaramente di migrazione, lo faremo nella giornata praticamente del migrante. Tutto questo fra pochissimo. Buongiorno Sicilia. Eccoci a Buongiorno Sicilia, altro ospite, stavolta in collegamento con noi c'è la Croce Rossa Italiana nella persona di Francesca Basile, che è la responsabile migrazioni proprio della Croce Rossa Italiana. Oggi questo collegamento cade nella giornata internazionale del migrante. Buongiorno intanto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a voi per la disponibilità. Quello dell'immigrazione è un tema sempre di grande attualità, soprattutto nella nostra regione, dove gli sbarchi non finiscono mai, non si arrestano mai. In ordine di tempo possiamo ricordare quanto accaduto una settimana fa circa con una bimba che è stata soccorsa nel cuore praticamente del Mediterraneo, da sola ha raccontato di un naufragio, l'ennesimo mortale con tantissime vittime. Sì, esatto. Possiamo dire che è diventata una triste routine quella dell'assistenza di queste vittime di naufragio, e come Croce Rossa siamo presenti per supportare chi è sopravvissuto, che come potete immaginare ha necessità di varia natura, sia dal punto di vista materiale che psicologico, ma anche a supportarli ad affrontare il lutto e le perdite che hanno subito, anche rispetto proprio alla ricerca dei loro familiari perduti. E il numero è impressionante delle persone che, insomma, delle quali non si hanno più notizie. Almeno a partire dal 2014 si parla di circa 31.000 persone che sono morte o delle quali praticamente non si hanno più notizie proprio nel Mediterraneo. Esatto, è una cifra impressionante, è una piccola città ed è importante che attorno a queste vite, ha detto bene, parliamo di numeri ma parliamo di vite, ruotano delle famiglie che fino a che non chiuderanno quel cerchio, che probabilmente non si chiuderà mai, avranno questa sospensione della ricerca e della speranza. E uno dei lavori che facciamo attraverso proprio un servizio dedicato al diritto all'unità familiare, che si chiama Servizio Restoring Family Links, lavoriamo proprio per cercare di restituire un'identità ai migranti deceduti o dispersi. Talvolta non è semplice, molte di queste famiglie non avranno una risposta, però sapranno sempre che hanno la Croce Rossa al loro fianco a supportarli durante tutte le fasi di questa ricerca. C'è un tema che riguarda proprio specifico, il tema dell'immigrazione sono i minori. Perché sono tantissimi i bimbi che arrivano senza essere accompagnati, non si hanno notizie sulla loro identità, chiaramente ci sono tante difficoltà, e poi ci sono anche le centinaia di vittime minori che scompaiono nelle acque del Mediterraneo. Certo, il tema dei minori e dei minori stranieri accompagnati in particolare è un tema che ci tocca particolarmente e che ci porta ad attuare delle misure di risposta importanti, quindi mettiamo in campo operatori specializzati, medici, infermieri, psicologi che supportino fin dalle prime fasi questi ragazzini, perché di fatto sono adolescenti e preadolescenti che non hanno vissuto un'infanzia, e quindi ci impegniamo ad accompagnarli, ad informarli anche sui loro diritti, proprio per evitare che i rischi del percorso migratorio aumentino con la giovane età. E un bilancio si può certamente fare, una sorta di bilancio, siamo ormai agli ultimi giorni del 2024 rispetto agli anni passati, per quelli che sono ovviamente, voi siete sempre presenti in ogni posto dove avvengono praticamente gli sbarchi. C'è un rallentamento, nonostante, voglio dire, le tante difficoltà che si hanno per la traversata? Si registra, dicevo prima, un rallentamento degli sbarchi sulle nostre coste? Ce ne sono stati tre, ci sono stati 3 episodi nelle ultime settimane con dei naufragi che hanno esito tragico, però un rallentamento degli sbarchi c'è oppure no, secondo la sua esperienza diretta? Ma guardi, in realtà in questo momento sono i dati che parlano, e abbiamo affrontato sicuramente un anno differente rispetto al 2023, con degli numeri di arrivi e di sbarchi decisamente inferiore. Questo però non vuol dire che le persone avessero meno necessità o comunque l'impegno sia stato inferiore, in quanto a livello di vulnerabilità, di, come dicevamo prima, di minori stranieri non accompagnati, ma anche di impegno verso la singola persona, è stato un anno molto impegnativo. E
per chiudere, certamente quella di oggi è una giornata che viene ricordata in tutto il mondo, perché è la giornata diciamo internazionale dei migranti, è una giornata in cui si riflette sul contributo che possono dare i migranti, ma anche evidenziare quelle che sono le sfide. Lei prima faceva riferimento che sono costretti ad affrontare queste persone dopo, non solo durante la traversata, ma anche dopo la traversata. Certo, dal punto di vista operativo per noi è una giornata come tutte le altre, vicino alle persone che hanno necessità di essere assistite. Dal punto di vista della giornata in sé sicuramente è una giornata che deve portarci a questa riflessione, che non deve durare solo oggi ma deve durare tutto l'anno e che come Croce Rossa ci porta proprio a riflettere su quali azioni siano da mettere in campo. Noi siamo anche parte del movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che è attivamente impegnato, quindi con la sua rete globale per supportare con dignità le persone in viaggio. Grazie per il suo contributo, per l'intervento della Croce Rossa questa mattina. Buongiorno Sicilia, grazie a Francesca Basile che è la responsabile migrazioni proprio di Croce Rossa Italiana. Una buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, ci fermiamo ancora, fra poco invece saremo a Catania, parleremo della pescheria di Catania, un luogo che fino a qualche tempo fa pullulava di presenze e che comunque nell'ultimo periodo sta quasi, diciamo, diventando un luogo fantasma. Ne parleremo in collegamento con Tonino De Mana fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso ci colleghiamo con un luogo simbolo della città di Catania. Siamo alla pescheria dove per noi c'è questa mattina Tonino De Mana. Sentiamo Tonino qual è l'umore, ormai la pescheria non è più quella di una volta. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Hai detto benissimo, la pescheria non è più quella di una volta. Purtroppo è una pescheria che presenta ampissimi vuoti ed è un dolore per molti catanesi che la vivono. Guardate, potete, con le immagini di Angelo Pandolfo potete anche vederlo. Un tempo qui non si poteva neanche camminare a piedi, mentre adesso ci sono ampi vuoti. Noi in questo momento siamo live, in diretta, abbiamo Lorenzo Costanzo di CIDEC che ci vuol raccontare i motivi di questo declino della pescheria. Perché questo declino, Lorenzo? Allora, innanzitutto parliamo di purtroppo politiche che hanno svantaggiato il mercato della pescheria per tanti motivi. La presenza di supermercati, la presenza di grossi gruppi che hanno aperto nelle vicinanze e poi delle politiche che non hanno aiutato questi, diciamo, venditori di pesce. Quello che bisogna dire è che invece bisognerebbe parlare di una rivalutazione di questo sito, perché ormai è diventato solo un discorso per turisti e invece bisogna farlo diventare lo splendore che era. Per fortuna ci sono i turisti, perché è inserita in un circuito dove quando arrivano le navi da crociera ma anche dei tour operator che puntano sulla pescheria la animano, perché altrimenti rischierebbe praticamente di morire, Lorenzo. L'idea sarebbe invece farla rinascere, come dicevo, con un progetto che stiamo studiando di farla diventare un hub praticamente a tutti gli effetti, rimodulando quello che è un progetto della Regione per i centri storici e per i mercati storici, con una possibilità di mettere tutto insieme gli operatori, farli diventare una grossa cooperativa o addirittura un distretto e attivare quelli che sono i progetti, diciamo, previsti per questi settori. Allora, sentiamo invece l'umore degli operatori. Noi facciamo un giro dalle bancarelle, vediamo se riusciamo ad intercettare qualche opinione. Allora, che situazione c'è qui? Allora, lei è un operatore, sta tutti i giorni qui, tanti anni qui. Come vede il mercato della... La cosa la vedo troppo male. Signor Sindaco, ci dia una mano di lavorare e di riempire anche le strade per passare le persone, perché qua siamo tutti pessi. Non possiamo fare più manco le spese, i lavoratori. Ma si chiede il perché di questo? Perché certe persone non possono scendere più. Non possono scendere, le strade sono tutte chiuse, ma anche a piedi possono scendere. Ci dia una mano di lavorare tutti.
non soltanto centri commerciali, anche noi dobbiamo lavorare. Qua è un centro storico. È un centro storico, allora la ringraziamo, ci spostiamo e vediamo se riusciamo ad intercettare altri operatori. Passiamo tra i banconi con Angelo Pandolfo che ci sta seguendo, andiamo direttamente da un altro operatore. Qui vediamo che effettivamente qualcosa si muove, per fortuna siamo in diretta. Daniele, come sta andando? Allora, dobbiamo dire che abbiamo abbastanza disagi, stiamo avendo, soprattutto da quando hanno prolungato questa pista ciclabile qui fuori. Hanno tolto altri parcheggi e noi purtroppo qui commercianti stiamo vedendo un calo abbastanza sostanzioso. Ecco. Quantificabile in quanto il calo negli ultimi anni? Negli ultimi anni già dalla ZTL iniziale di via Dusmet abbiamo avuto circa il 60% di calo. Ora da 2 settimane circa siamo un altro 20%, 30% abbondante. Pure si avvicinano le festività di Natale, quindi molta gente magari già fa i primi cenoni, le prime serate tra amici e di conseguenza dovrebbe aumentare l'incasso. Quest'anno, come dicevo, stiamo riscontrando diversi problemi, ma non solo nell'aspetto comunque parcheggi e persone che non riescono a scendere, ma proprio a livello di demografico la gente secondo me non la vedo propensa per i cenoni. Ecco, Sono cambiate le abitudini dei catanesi, qual è il problema principale? Stiamo cercando di capirlo anche noi, questo. Io penso che siano cambiate o sono esigenze anche economiche, devo dire. La crisi economica colpisce anche la fiera? Sì, anche il settore comunque alimentare viene abbastanza colpito secondo me. Vedo che qualcuno comunque sta comprando, quindi segno evidente che qualcuno... Vediamo, avviciniamoci a qualcuno che sta acquistando del pesce, siamo in diretta, lo ripetiamo, vediamo lei, buongiorno, siamo in diretta, buongiorno Sicilia, lei cosa ha comprato? Un po' di triglie. Stasera cosa prepariamo? Queste triglie per farle arrostire e per farle fritte. Ma lei viene spesso in pescheria oppure siamo stati fortunati che l'abbiamo trovato qua oggi? Oggi in particolare è un'eccezione, ma io il sabato di solito vengo. Allora, che differenza vede tra oggi, lo stato attuale, con gli anni passati? C'è poca gente confronto a prima. Eppure ci sono tante primizie, tantissimi frutti di mare, pesce freschissimo, eppure qual è il problema? Le persone preferiscono questi centri commerciali che sono più comodi. Io per abitudine, per tradizione vengo sempre in pescheria. La ringrazio. Allora noi continuiamo con Angelo che ci sta mostrando anche delle prelibatezze tutte nostrane nei nostri mari. Adesso io continuo, non ho difficoltà in effetti a camminare perché come potete vedere gli spazi sono tantissimi. Qui ci invitano in diretta, vediamo cosa ci vogliono chiedere. Allora, buongiorno, facciamo il dribbling un po'. Buongiorno, siamo di Antenna Sicilia. Allora, che sta succedendo alla pescheria? Parliamo per il fatto che non c'è nessuno. Il fatto che non c'è nessuno, siamo disagiati tantissimo per il fatto che hanno chiuso tutte le strade. E per noi che siamo pescatori è un danno grossissimo. Stiamo cercando di andare avanti con i domicili, facciamo tantissima pubblicità. Però giustamente la gente viene, Lorenzo è l'ultimo giorno che vengo perché ho preso 3 babali, ho preso 2 babali e la gente non viene più. E ci stiamo organizzando per mandare il pesce a casa, però la natura di noi siciliani, catanesi, è posteggiare tranquillamente, ti compri la frutta, il pesce e la carne. Purtroppo oggi non è una giornata favorevole, eppure il clima è buono, dovrebbe facilitare le uscite, però come ci sta mostrando in questo momento Angelo Pandolfo ci sono vuoti, un tempo non era così, non c'era neanche lo spazio per passare a piedi, adesso si parcheggiano anche i motorini, non so. Ci sono vuoti perché giustamente essendo che chiudono le strade, tantissimi commercianti sono stati in difficoltà e allora hanno chiuso direttamente l'azienda. Okay. Allora, come potete vedere e sentire soprattutto l'umore non è dei migliori qui alla pescheria. Proseguiamo nella nostra camminata, ci incamminiamo tra bancarelle di pesce. Sì, un attimo, mostriamo invece questo corridoio, questa galleria è l'ingresso sud da Villa Pacini. Anche qui addirittura potete vedere una bancarella totalmente vuota. Evidentemente oggi non hanno allestito nulla e proseguiamo per mostrarvi
quello che ecco un altro alcuni ci fanno segno che non vogliono parlare perché evidentemente l'umore non è dei migliori qui, dicono sempre la stessa cosa, il problema è la ZTL, il problema sono i parcheggi, ma secondo noi non è solo questo, secondo noi sono cambiate proprio le abitudini dei catanesi nel acquistare il pesce e di venderlo. Attenzione, un attimo, siamo in diretta, ascolti, buongiorno. Allora, come va? Ci siamo visti qualche settimana fa, non è cambiato il problema. Facciamo un confronto rispetto agli altri anni, la cosa è disastrosa perché molti clienti mi telefonano, mi dicono non possiamo venire, non c'è parcheggio, il centro è sempre saturo, ci sono questa pista ciclabile che hanno fatto. Non lo so, sì, è una cosa bella sicuramente, però a noi toglie i posti auto e toglie anche il lavoro, perché sicuramente i nostri clienti non possono venire a fare la spesa. Ok, il refrain è questo. Allora, Angelo, se non ci sono altre domande io ti restituisco la linea allo studio. Grazie Tonino, ci fermiamo qui, ci hai restituito uno spaccato di quello che succede quotidianamente alla pescheria di Catania. Per noi ci sono le pillole di Almanacco e poi torniamo con Marco Amato per andare a sentire dalla sua voce cosa promettono le stelle per la giornata di oggi. Il 18 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale del migrante. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2000, ribadisce l'importanza di urgenti e chiare scelte politiche che considerino sia l'aspetto della convivenza civile che efficaci interventi strutturali ed organizzativi che permettano una reale inclusione sociale di tutti i lavoratori migranti presenti in Italia e nel mondo, favorendo la ricchezza culturale di un territorio e contribuendo all'educazione di tutti gli individui. Ma sapete perché il dolce tipico di Natale si chiama panettone? Tradizione vuole che si tratti della crasi di pan di Toni, un dolce inventato dall'aiuto cuoco della famiglia Sforza che si chiamava appunto Toni. Creato per rimediare a un pasticcio culinario, il dolce preparato per il pranzo natalizio alla corte di Ludovico il Moro finì per essere carbonizzato o dimenticato nel forno. Così Toni inventa un'idea alternativa che ha fatto la storia. E dal panettone al caffè il passo è breve. Buongiorno a Marco Amato, la tua tazzina tutta verde. Buongiorno. Oggi di speranza. Esatto, è proprio quello il senso che volevo dare. Beh, vedo che la mia dialettica piano piano è diventata un topic. Allora, stamattina c'è la speranza, no? Di questi due grossi personaggi. Che cosa succede? Dunque, succede una cosa alquanto balzana nel mondo magnifico di Hollywood. Il produttore Danny Rosner ha lanciato una proposta che ha lasciato tutti a bocca aperta, ovvero quella di proporre un assegno in bianco con una quantità di milioni di dollari pazzesca, 60 intorno, siamo su questa cifra. È anche disposto a dare il doppio del compenso agli attori strapagati assolutamente più richiesti a Hollywood, che sono Brad Pitt e Angelina Jolie. Sicuramente sappiamo che la coppia Brangelina, come veniva chiamata dal gossip americano, ha fatto sognare sia al cinema che fuori dal cinema, proprio per la bellezza iconica dei componenti di questa famiglia. Finita un po' male, visto che sappiamo tutti che attraversano un periodo di disputa legale per l'affidamento dei figli e per il patrimonio di una certa complessità. E più di una volta anche in trasmissione abbiamo parlato di fatto che un paio di figli della coppia ha rinunciato al cognome Pitt per essere solo Jolie. Chissà, auguriamo sicuramente a entrambi della di risolvere le loro problematiche, ma riusciranno a passare sopra le loro diatribe a fronte della lauta ricompensa che potrebbero ricevere per girare di nuovo un film insieme? Sicuramente questo tentativo ha suscitato molto scalpore, ma cosa dicono le stelle? Riuscirà
Ebbene, il bel Brad Pitt è un Sagittario, segno dell'istinto, segno di fuoco, mentre Angelina è una Gemelli. Sono due segni zodiacali opposti sulla ruota zodiacale. È vero che gli opposti si attraggono, però è vero che spesso non si capiscono, quindi la loro dialettica è sempre fondata su una dialettica di contrasto, di opposizione, appunto. Sicuramente una delle coppie più divertenti dello zodiaco, proprio perché il Gemelli è spiritoso e ridanciano, il Sagittario è assolutamente adattabile, per cui sicuramente ha funzionato per un po'. Per come la vedono le stelle, però, diciamo che i pianeti non sarebbero troppo favorevoli alla cosa, per cui, per quanto il vostro astrologo è un positivista nato, non posso assolutamente, secondo le regole astrologiche, pensare che questa offerta potrebbe essere accettata. Però, che dire, come anche ha asserito Rosner, in fondo Hollywood è il luogo dei sogni impossibili. Perché no? Sognare, del resto non costa nulla, soprattutto oggi c'è una luna in Leone. La luna in Leone è la luna della chiarezza, il sole per i greci, vi ricordo che era colui che tutto vede, e il leone è il segno del sole, appunto. Quando i luminari si incontrano in questo significato, la luce, la chiarezza prende assolutamente il sopravvento, ma anche l'aspetto Saturno-Nettuno oggi incide parecchio. Quindi cosa succede sulla ruota zodiacale? Ariete ha bisogno di chiarimenti assolutamente nella sua vita sentimentale. Toro, i chiarimenti che volete sono un po' a tutto campo, proprio perché avete bisogno di certezze. Gemelli, i chiarimenti sono assolutamente attivi, per cui a voi non rimane altro che discutere con il partner. Cancro, per voi i chiarimenti sono prospettici, proprio perché avete dei progetti per la coppia, per il futuro molto complessi, non scalpite però. Leone, la luna oggi è dalla vostra parte, quindi assolutamente felici di avere in mano la dote della chiarezza. Oggi sarete anche più dolci. Vergine, sempre occupati a chiarire quali sono le finalità progettuali e lavorative, ma ricordatevi che i sentimenti non si analizzano troppo con la mente, lasciatevi andare. Bilancia, un altro segno zodiacale che ha difficoltà a lasciarsi andare, ma la luna in Leone oggi vi darà tutta la chiarezza che volete tramite gli amici, vi sorride e vi coinvolge socialmente. Scorpione, un po' oggi defilati, la luna in Leone non vi piace molto, è una luna di quadratura, quindi rifletterete un po' su quello che volete fare e come volete amare. Sagittario, luna di Trigono meravigliosa, oggi è un'ottima giornata. Capricorno, un po' più sintesi e meno cervelloticità, quella luna vi serve a fare chiarezza ma non potete avere sempre sospetti. Acquario, luna in opposizione, quindi oggi luna assolutamente storta per l'Acquario, che basterà un niente per farlo un po' detonare, proprio perché l'Acquario per adesso è molto stressato, ma respira un'area di creatività molto forte, quindi il geniaccio deve essere lasciato in pace per adesso. Pesci, questa luna vi aiuterà tantissimo a prendervi una soddisfazione lavorativa incredibile. Oggi siete veramente capi, seppure i dubbi di Nettuno e Saturno metteranno in discussione qualcuno intorno a voi. E detto questo, auguro a tutti i 12, a tutta la Sicilia, una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buona giornata anche a te. Andiamo da Lorena Dolci per la curiosità con cui chiudiamo la lettura dei quotidiani. Sì, è una curiosità, ma è anche una buona notizia che in realtà non troviamo sui giornali, perché è successa stanotte alle 3:15, e cioè la speleologa rimasta bloccata nella grotta, ferita, e cioè Ottavia, è uscita questa notte alle 3 e ad aspettarla c'era, pensate, l'ex capo spedizione che provò a salvare il bimbo romano Alfredino, che ha una certa età, lo ricorda, e che vuole documentare il recupero della 32enne. La sua è un'impresa straordinaria, voglio convincerla a non abbandonare la speleologia. Perché, chiede l'intervistatore, Ottavia ha detto che non metterà più piede in una grotta, ci crede? E lui risponde, non ci crede nessuno. Cosa le dirà quando la vedrà? Che è stata brava a resistere per così tante ore al freddo nonostante il dolore. Le farò i complimenti perché è riuscita a esplorare 2 chilometri di una grotta sconosciuta, in Italia è raro, ci guarderemo tra speleologi e le dirò non fare scherzi, con calma, ma in grotta devi tornare.
Grazie a Lorena Dolci. Intanto, come sempre, noi diamo l'appuntamento a domani per Buongiorno Sicilia, ma chiudiamo con la musica perché il 18 dicembre del 1980 nasce la cantante Christina Aguilera e noi sentiamo un successo, si intitola Lady Marmalade, che è diventato poi colonna sonora del film Moulin Rouge con Nicole Kidman. A tutti ancora una buona giornata. Where's all my soul sisters? Let me hear y'all flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. He met Mama Live down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. Oh, she said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Gitchy, yeah, yeah, da, da. Lady Marmalade, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Yeah. He's standing in the pool while she's resting down. Boy, drink all that magnolia wine. All her black satin sheets sways on the free. Yeah. Gitchy, yeah, yeah. Money in the garden bags. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'm a keep.